per fasci e padroni, non servono prigioni, campi di lavoro, fucilazioni. Davanti al Tribunale di Treviso gli slogan e i proclami degli anarchici arrivati da diverse zone del nord Italia per manifestare la loro solidarietà a Juan Antonio Sorroche Fernández, lo spagnolo di 43 anni imputato davanti alla Corte d'Assise di Treviso. Prima udienza del processo per l'attentato dell'agosto del 2018, quando 2 ordigni esplosivi vennero posizionati all'esterno del K3 di Fontane, la sede provinciale della Lega. Il dispiegamento di forze, polizie e carabinieri è imponente, l'accesso a Palazzo di Giustizia consentito a pochissimi. Il primo ordigno, quello esploso, doveva servire per richiamare sul posto gente, forze dell'ordine, vigili del fuoco. Il secondo, il più devastante, rinvenuto solo qualche giorno dopo, a ferire, se non addirittura a uccidere. Per un puro caso nessuno passò di lì e lo innescò. A coordinare le indagini che hanno portato alla cattura nel bresciano dello spagnolo il sostituto procuratore della direzione distrettuale antimafia di Venezia, Roberto Terzo. All'esterno, mentre in aula depongono i funzionari di polizia, attendono di essere chiamati i testimoni, tra loro i radiofiera. La band trevigiana ha la sala prove proprio sotto al K3. Avete rischiato anche voi, quindi? Tantissimo. Cosa avete pensato quei giorni lì? Di averla, di averla scampata bella. In aula il parlamentare del Carroccio Giuseppe Paolin, uno dei leghisti che ha rischiato di imbattersi nell'ordigno posizionato sulla scala antincendio. È un fatto che è gravissimo, che lede il principio democratico della democraticità di uno Stato. È un episodio da condannare a 360 gradi. L'avvocato della Liga di Treviso, Stefano Trubian, ha chiesto e ottenuto la costituzione di parte civile. Abbiamo sentito i primi testi della pubblica accusa che hanno ricostruito i fatti per come si sono svolti, la gravità del fatto in sé, indipendentemente dall'accertamento della responsabilità, è particolarmente significativa, del resto lo si può evincere direttamente anche dalle missive che sono state indirizzate ai giornali in allora nell'agosto del 18. Voi fate politica, noi la guerra sociale, penso che si debba dimostrare che la comunità ha gli anticorpi democratici per opporre a quelle aberrazioni.